Ma io cerco di far bene il mio mestiere, penso che ormai quello slogan che ho coniato, che non c'è Veneto senza Giro, non c'è Giro senza Veneto, sia la dimostrazione di quello che sta accadendo tutte le volte che c'è il Giro. Piazze piene, strade piene, i cittadini accolgono calorosamente il Giro e questo è il grande successo del Giro in Veneto. Quindi quest'anno abbiamo chiuso un bel accordo perché abbiamo questa partenza da Rovigo, l'arrivo a Vicenza nella giornata di oggi, poi domani avremo la partenza da Treviso, l'arrivo a Nova Gorica e poi ancora una partenza da Fiume Veneto, l'arrivo ad Asiago che è la grande tappa di domenica ed infine una partenza da Piazzola sul Brenta per poi sconfinare verso il Trentino Alto Adige. Noi abbiamo già fissato l'appuntamento come tutti gli anni a luglio per l'incontro con Mauro Vegni per discutere il programma del prossimo anno. Ma Giro è itinerante, pensare di tornare sulla stessa città dopo un anno è praticamente impossibile. Non è escluso che possa passare per le strade del Rodigino, questo non ve lo so dire in questo momento perché poi devono essere valutati diversi incastri anche con le tappe che arrivano da fuori regione. Diciamo che il Giro è identità italiana fino in fondo, visto e considerato che è la manifestazione che va per la maggiore e che porta i cittadini, porta il popolo in strada.